che è sua moglie. Stefano, io l'ho incontrato tanto tempo fa parlando proprio dei temi etici principalmente. Stefano poi è oggi il direttore dell'Ente per il diritto allo studio universitario, quindi oltre ai suoi figli pensa ai problemi dei giovani in ambito molto più allargato. L'Università di Padova è la più grande in Veneto, è certamente la più prestigiosa, ma è anche la più complessa. E a lui abbiamo chiesto di dire, perché dicevamo prima, io ho scelto dei testimonial. Allora, parlare io di famiglia, che non sono sposato, non c'è manco un figlio, sarebbe stato poco credibile. Col dolore della mia mamma che è seduta qui. Però aiuto quelli che hanno le famiglie numerose quando posso. Al di là della battuta lo dico con gioia, perché ho chiesto a Stefano di portare non appunto le tante competenze che lui ha anche di tipo internazionale, ma di parlarci proprio di questo, e gli ho chiesto di declinare, perché poi è con le azioni che noi facciamo la differenza, questo assunto direi piuttosto impegnativo. Credo nella famiglia che genera la vita. Sì, grazie Elena, grazie. Ma è più facile parlare di numeri che di famiglia. Io sono un uomo di macchina e sono abituato a parlare di numeri. Invece oggi questo tema importantissimo mi chiama come testimone in prima persona, quindi è più emozionante assolutamente che parlare di altre cose. Ma io con le famiglie lavoro tutti i giorni. La mia famiglia è una famiglia numerosa, abbiamo 4 figli. Abitiamo a Venezia e vivere a Venezia con 4 figli è stato come sentirsi in una riserva indiana oppure come un elefante che si muove in una cristalleria, perché Venezia è una città particolare con problematiche particolari. Parto da questo perché tutti dicono che la famiglia è un'istituzione in crisi. Oggi in realtà in Italia sono 16 milioni e mezzo le famiglie su 60 milioni di persone, cioè i nuclei familiari, e quindi è una realtà che c'è, che se anche molto in crisi c'è, ma e che ha un forte bisogno di sostegno, perché ha una ricaduta economica, una valenza importantissima nel cuore della nostra società, soprattutto in una regione come la nostra, il Veneto. Usando un termine economico si potrebbe dire che la famiglia crea un valore aggiunto, no? Quel di più, ma bisogna capire perché, qual è effettivamente questo valore aggiunto, perché dal punto di vista della microeconomia interna familiare, una famiglia numerosa è una specie di disastro economico, ma in realtà non è così, perché credo che se non avessi avuto 4 figli sarei rimasto a fare un lavoro molto meno impegnativo di quello che ho, quindi è stato un propulsore importantissimo, perché a casa bisogna portare da mangiare, quindi bisogna correre, bisogna alzarsi presto, non c'è tempo per la depressione, per internet, bisogna trottare. Ecco, vedo la famiglia importantissima e credo nella famiglia come uno spazio, no? È un viaggio fatto assieme, una navigazione d'altura fatta assieme con altre persone che ti sono state messe vicino dalla provvidenza, mogli e figli, e questa navigazione è quello che attraversiamo noi, no? Il percorso che noi abbiamo della nostra vita. Quindi la famiglia credo sia uno spazio di relazione importantissimo. Imparare che le relazioni sono conflittualità con l'altro è un elemento importantissimo per evitare di crollare. Si parlava dei giovani, vedo Businaro giustamente dice capire che la relazione conflittualità è veramente importantissimo, perché quando un giovane cresce poi si trova di fronte alle prime, se non l'ha sperimentato in famiglia, di fronte ai primi fallimenti crolla come. Ecco, non credo nella famiglia del mulino bianco, assolutamente, credo invece in un luogo in cui si impara il rispetto per l'altro, e queste sono competenze relazionali che sono importantissime nel lavoro, no? Cosa voglio dire? Quando noi facciamo viene un giovane e fa un colloquio di lavoro, la sua competenza è certificata da università, dal diploma che lui ha, ma questo è il 40, forse il 30% di quello che l'imprenditore chiede. L'altro 70% è chi sei tu, cosa sai fare e se sei sveglio, se hai capacità, se sei una persona capace di affrontare i problemi, di lavorare in team, e queste sono competenze che, a mio modo di vedere, chi ha la fortuna in
in grossa parte si sviluppano e dentro la famiglia e anche nel periodo dell'università, nei campus universitari. L'altro aspetto importante, corro perché Elena come parlo mi taglia sempre, no? Sono un po' prolisso. No, allora cerco di correre. Assolutamente, vai Stefano. Sì, sì. Ecco, l'altro aspetto importantissimo, all'interno della famiglia si tramanda la tradizione che è cultura e soprattutto che è orgoglio di appartenere a una terra. A mio modo di vedere oggi nel nostro Veneto va veramente riacceso l'orgoglio di appartenere a una terra che può dare un contributo enorme in una rete all'interno del nostro territorio che è l'Italia e può veramente fare da traino anche culturale, no? Abbiamo tante cose meravigliose, mi colpiva il video fatto all'inizio, le montagne, Venezia, ma abbiamo una cultura che ha esportato in tutto il mondo cose meravigliose. Quindi senso di appartenenza, senso di identità soprattutto, l'identità si matura all'interno della famiglia con dei riferimenti che sono i genitori, che sono tutto quello che sta attorno. Ultima cosa, la famiglia non è un'azienda, non funziona come un'azienda, ma è anche vero che quasi tutte le aziende di successo sono state famiglie, cioè la cultura di impresa del Veneto proviene dalla cultura familiare, e questo credo che ci dice molto. Ultime considerazioni. Forse sinonimo di famiglia è economia, cioè lavoro, realtà, cose tangibili, reali, problemi tangibili, e sicurezza, protezione, capacità di generare e rigenerare i figli, generarli quando nascono e rigenerarli quando sono in forte difficoltà. Questa è una prerogativa che sta all'interno di questo nucleo così importante che è un mattoncino del muro che è la nostra società, una cellula fondante e fondamentale. Per questo non credo nella finanza, che è speculazione, sono soldi creati coi soldi, ma credo nell'economia, e famiglia è espressione dell'economia, è un principio economico fondamentale e fondante, e ancora credo nella sicurezza e contro l'insicurezza che è il caos sociale, che è la rete, che è l'utilizzo di questi social, così come che creano, non sono sicuramente contro la tecnologia, anzi, però i problemi che creano a livello relazionale sono problemi con cui ci scontriamo ogni giorno anche nel nostro lavoro. Padova ha 70.000 studenti, abbiamo 1.800 posti letto, quindi è una realtà anche che ha una forte valenza educativa. In Italia si chiama diritto allo studio, in Europa si chiama cioè tutto il mondo studentesco, no? I servizi agli studenti, la vita degli studenti durante il loro percorso universitario. Io ti devo fare una domanda, anzi facciamo un'affermazione. Io e Stefano condividiamo anche la fede, e guardate che in un mondo che ha espulso l'affermazione, le scelte di coerenza legate al sentirsi parte di un disegno più grande di noi, poi ci ha però permesso in tanti momenti di riflessione, anche di difficoltà che abbiamo avuto, di guardare con uno sguardo diverso, certamente quello di vivere il nostro impegno come servizio, come atto dovuto, perché ci è stato dato molto e dobbiamo restituire molto. Questa affermazione è stata considerata per tanto tempo quasi da tenere nascosta. E invece con Stefano in molte occasioni ci siamo trovati a parlare di questo. Quanto è difficile oggi trasmettere la fede ai propri figli? Sì, è un tema, una domandona, no? La fede ai figli, per quanto sia la fede di ognuno fragile e piena di difficoltà, perché siamo esseri fragili di fronte a questi temi, ma innanzitutto secondo me la cosa più importante è trasmettergli la possibilità di perdonarsi fra genitori e ricominciare. Questo che è qualcosa di ultraterreno, che non appartiene a noi,
inserisce nei figli un seme di fiducia e che di fronte alla vita è fondamentale, è fondamentale. Quindi io credo che nel perdono reciproco e nella ripartenza all'interno della famiglia sta il primo canale con cui i ragazzi vedono che la fede è qualcosa di concreto e interno e fondamentale, è una fiducia e non è una pantomima di facciata. Grazie mille Stefano, grazie di cuore.